Una riunione interministeriale in tempi brevi per trovare una soluzione al problema delle grandi navi. Il sindaco Orsoni in pressing su Roma e sul Comitatone. Il primo cittadino annuncia battaglia e paventa, se non dovessero arrivare risposte veloci, un suo intervento in prima persona. Penso che se non vedo dei segnali seri dovrò attivarmi con gli strumenti che può mettere in moto un sindaco, ma certamente non starò fermo. Il sindaco è pronto a muoversi, probabilmente con un'ordinanza, anche se Orsoni non rivela cosa ha in mente. Il dato di fatto è che ha perso la pazienza. Fate un po' di sforzi di fantasia, ma fra un po' faremo delle cose che penso metteranno un punto fermo in questa vicenda. L'incidente di sabato con la MSC Preziosa finita addosso a un finger per il trasbordo dei passeggeri ha riacceso le polemiche. Il presidente del porto Costa ha precisato che il potere in questo momento ce l'hanno l'autorità portuale e la capitaneria e il sindaco non ha voce in capitolo, almeno fino alla prossima ordinanza.